non va nemmeno il tiro dalla distanza, e allora Flaccadori dalla parte opposta per l'alto basso con Caroline che si fa spazio. E allora c'è il primo time out con Della Valle che adesso prende il blocco da Burns, poi tira l'acrobazia e trova 3 punti, trova il caso di dirlo, visto benissimo da Mitro Long dalla parte opposta, autostrada per Flaccadori, si addormenta la difesa bresciana. Bradford va in pressione sul playmaker italiano, prova a giocare a 2 con Burns che poi in qualche modo scarica per Gabriel che va fino in fondo, in grande acrobazia in sottomano di sinistra. Della Valle marcato sempre faccia a faccia da Forrai, poi Mitro Long scarica nell'angolo per Moss da 3, David Moss per il canestro sulla sirena, ferma, sbaglia però, voleva appoggiare per Burns, difende bene Trento dalla parte opposta, vediamo se ha effetto anche la transizione offensiva di Trento con la schiacciata di Caroline. 26-19, vantaggio dimezzato per i padroni di casa. Mitro Long, il taglio di Burns, riceve, va ad appoggiare. Flaccadori va a marcare Della Valle, così come faceva prima Toto Forrai, fatto per la verità in maniera egregia. Qui invece Della Valle non perdona Flaccadori. Non ancora una grande prova offensiva per Della Valle dalla parte opposta a Bradford, girano bene la palla i giocatori di Molin, sono premiati dalla conclusione da 3 punti. Recupera bene la difesa di Trento, ma c'è un extra possesso per Brescia, lo sfrutta alla grande Naz Mitro Long, poi c'è l'impatto tra Petruccelli e Johnson, Petruccelli stesso va a servire Paul Lebois per la schiacciata, sbagliando però il balzo di Johnson dalla parte opposta con Bradford che subisce fallo e trova anche il canestro. In confusione l'attacco trentino che adesso ne ha 10 a disposizione con Bradford che fa tutto da solo, c'è Bois su di lui, step back, tira da 3, De Sonta Bradford che adesso deve difendere su Della Valle. C'è la Durner su di lui, prova l'anticipo Caroline dalla parte opposta, va ad appoggiare David Moss. Dalla parte opposta Reynolds perde palla, adesso sta un po' sprofondando troppo Trento dalla parte opposta, vedete che non si lotta nemmeno a rimbalzo, tant'è che Gabriel ne prende 2. Poi va a depositare il più 20 nuovamente a 4,47. Svità bene, però viene chiuso dalla difesa di Brescia. 4 per chiudere l'azione, ancora Jordan Caroline, tira un po' forzatamente, però trova un bel canestro Caroline. Mancano 52 secondi, 22 punti di vantaggio con Brescia che tiene la sua media stagionale. Intanto Moore per Bois che va a schiacciare la Super, anzi con questo canestro la finisce 86-62, vince per la 13ª volta consecutiva la formazione di Alessandro Magro.